Io ritengo innanzitutto che dobbiamo uscire da una visione di emergenza del fenomeno per giungere a una più strutturale. Noi abbiamo la necessità certamente di investire sulla possibilità che venga assicurato il diritto di non emigrare e quindi che ciascuno viva nel proprio paese, ma non dobbiamo neppure dimenticare che molte di queste problematiche sono state suscitate dall'Occidente. Così il vescovo di Vicenza, che ha addolorato per le vittime delle cosiddette carrette del mare, ritiene ancora scorretto il modo con cui viene impostato il tema dell'accoglienza dei disperati che raggiungono l'Europa attraverso il nostro paese. L'aiuto deve essere assicurato, afferma l'alto prelato, molto critico verso alcune leggi che riguardano i migranti. Alcuni accordi, alcune leggi, come quella del fatto di far ritornare nei propri paesi i respingimenti o il fatto di riportare a casa questi migranti, in realtà non sono leggi giuste, perché si tratta spesso di ricondurli in campi di concentramento dove subiranno delle violenze. E per questo io credo che sia davvero necessario cambiare modello. Il modello di accoglienza verso chi fugge gli squilibri economici e geopolitici mondiali non può essere la concentrazione in maxi hub, prosegue Monsignor Brugnotto, che dell'essenziale sobrietà e della cooperazione ne ha fatto il tratto distintivo del suo apostolato. L'accoglienza diffusa è l'impostazione giusta, ma va integrata, conclude il vescovo. La distribuzione sul territorio è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale che non sia un'accoglienza troppo minimale, il che significa anche assicurare a quelli che giungono qui di imparare la lingua, di vivere relazioni in un territorio, non restare chiusi, isolati e avere la possibilità anche di un futuro attraverso un lavoro, attraverso un impegno della propria vita, di cui peraltro abbiamo anche molto bisogno in questo nostro territorio.